Archiviate ormai le ferie 2013, le aziende, quando va bene, riaprono i cancelli dopo la pausa estiva. Purtroppo la situazione che si trovano di fronte è drammatica. Da quando è iniziata la crisi nel 2008, il Veneto ha perso 100.000 posti di lavoro e da qui a dicembre i lavoratori a rischio sono oltre 35.000. La stima è stata effettuata sulla base delle aziende con la cassa integrazione straordinaria in scadenza. A Treviso, dove se ne contano 88, la situazione più critica. Segue Vicenza con 63 e Padova con 58. Il sindacato lancia l'allarme, si rischia di superare la barriera del 12% di disoccupati. Aumenta il numero di persone che hanno perso il lavoro e anche il numero di persone che non riescono a trovare un lavoro. Noi non abbiamo mai avuto, dal dopoguerra ad oggi, quando è cominciata la crescita, un numero di disoccupati così alto. Il problema di fondo è che manca il lavoro, continua Francaporto, e ci troviamo ormai di fronte a numeri insostenibili. Bisogna agire subito. Il lavoro manca, quindi politica industriale, sostegno al manifatturiero, fisco amico delle imprese che assumono e delle buste paga dei lavoratori e dei pensionati per far crescere la domanda interna. Anche la Regione è impegnata per il rilancio del Paese e la ripresa dell'economia. La Regione sta facendo l'impossibile, non ha aumentato tasse, non ha applicato tassazioni strane, siamo gli unici a non applicare l'addizionale IRPEF, tanto per fare un esempio. Siamo sempre stati presenti con gli ammortizzatori sociali, siamo presenti con tutte le azioni per Veneto Sviluppo e pensiamo che l'economia debba ripartire dalle nostre imprese e dalla ripresa dei consumi. Sull'abolizione dell'IMU il segretario della CISL mette in guardia: i soldi non bastano per tutto e oggi gli ammortizzatori sociali sono più importanti.